Si chiede come Veneto che rispetto alle condizioni, alle possibilità di restrizioni siano validate dalla comunità scientifica nazionale, che ha un quadro molto, come si può dire, un punto di osservazione a 360 gradi. L'ultima parola spetta alla scienza, ma dovrà essere ben spiegata dal CTS. Questa è la linea di Zaia in vista dell'adozione del DPCM, chiamato a regolare la vita del paese dal 6 marzo sino dopo la Pasqua. Ogni mossa stavolta sarà concordata nel dettaglio con le regioni. Ci confronteremo, diciamo, direttamente con il governo e non avremo, come si può dire, il solito last minute dell'ultimo giorno che ti dicono fra 3 ore dacci il parere perché poi noi lo pubblichiamo. Un cambio di passo che dovrà riguardare anche l'altro grande tema, quello dei ristori. Conoscendo anche l'operatività dei ministri e conoscendo anche la serietà, mi permetto di dire, del ministro Franco, che conosco, Daniele Franco, io immagino che ci sarà quantomeno un approccio nuovo e io spero che l'approccio sia riferito al fatturato. Chiaro che il tema della riapertura è legato a quello dei vaccini ancora a rilento, da qui un nuovo appello alle istituzioni anche comunitarie. Ma Zaia in ultima battuta smentisce una notizia di agenzia relativa a un'ordinanza di chiusura delle scuole, una bufala. Sono tutti i siti pieni di agenzie secondo le quali io avrei firmato in presenza sua oggi la chiusura delle scuole in Veneto. E senza dirvelo. Quindi mi scuso con i cittadini, ma ne approfitto anche per vostro tramite per dare comunicazione a tutti che questa è una notizia, una bufala, causata probabilmente da un errore umano, non so da dove sia nato, però è altrettanto vero che chiedo che la smentita sia smentita con le scuse.